Governatore, il Friuli Venezia Giulia è pronto per le sfide dell'innovazione? Noi abbiamo tutti gli strumenti per poter essere competitivi a livello internazionale. Abbiamo grandi centri di ricerca che sono punto di riferimento a livello mondiale. Dobbiamo puntare ancora di più sul trasferimento tecnologico alle realtà produttive. Già è iniziato un percorso ed ringrazio anche tutti gli attori che stanno andando in quella direzione, ma la nostra sfida è quella di trasferire ancora di più la conoscenza, perché questo vuol dire essere competitivi e garantire anche una prospettiva di crescita e di occupazione ai cittadini di questa regione. Il tasso di start-up in Friuli Venezia Giulia è al secondo posto in Italia. Che cosa si può fare ancora di più? No, ma credo che la qualità non stia nel numero assoluto di start-up, perché dopo tante start-up magari finiscono, vengono vendute. Dobbiamo fare un percorso virtuoso dove i numeri corrispondano a qualità, e vuol dire start-up che crescono, che magari si strutturano, che magari riescono a tenere l'impresa su questo territorio e quindi creare crescita su questo territorio, altrimenti il rischio è di guardare molto ai numeri ma poco da qui ai prossimi anni cosa accadrà realmente di queste aziende.